Il carnevale squarcia la nebbia potrebbe sembrare una frase particolarmente attuale nel momento storico che stiamo vivendo verso l'uscita dalla pandemia, è però anche il titolo della mostra che la Biennale di Venezia ha voluto dedicare ai carnevali in laguna dal 1980 all'82 e poi a quello del 2006, come omaggio al grande direttore Maurizio Scaparro, per celebrare i suoi primi 90 anni di un maestro molto amato in laguna. Quest'anno era ora di celebrare il Carnevale di Maurizio Scaparro, sia l'attività degli anni '80 che l'ultimo del 2006. Era importante sia per il fatto che sono momenti storici nel programma di Biennale, ma soprattutto della città. La mostra, che rimarrà allestita fino al 31 maggio, si trova al piano terra di Ca' Giustiniano ed è visitabile gratuitamente, proponendo al pubblico fotografie, video, manifesti, documenti, oggetti e articoli d'epoca provenienti dall'archivio della Biennale, che raccontano e illustrano magicamente i memorabili carnevali ideati e organizzati da Maurizio Scaparro. Sono trascorsi 40 anni dal Carnevale Napoli a Venezia, che si concluse nel 23 febbraio 1982, ma quelle immagini sono ancora presenti e indelebili. Ci tenevo tanto ad esserci come omaggio al maestro, per poterlo anche ringraziare per le tante emozioni che attraverso il suo lavoro è riuscito a farmi vivere, perché i carnevali, soprattutto dell'80 e degli anni successivi, sono stati continue magie. Torniamo indietro di qualche anno a un'epoca importante per il carnevale veneziano, un'epoca di riscoperta, ed è giusto celebrarla e ricordarla. Quest'anno è anche l'occasione per noi, oltre a vedere le esperienze passate, di provare qualcosa di nuovo, e quindi non è escluso che alcuni esperimenti che stiamo mettendo in atto quest'anno, un po' giocoforza a causa del Covid, non possano essere comunque insegnamenti che proviamo a riproporre anche i prossimi anni.